È stato un brutto pomeriggio per i colori biancazzurri dell'Acregas, che al Valentino Mazzola si arrendono e in inferiorità numerica 9 contro 11 ad una San Cataldese che è riuscita a segnare 3 reti solo nel finale. Un vero peccato perché ad inizio gara la squadra acregantina era riuscita a portarsi in vantaggio con San Severino, rete annullata dall'arbitro, chissà per quale motivo. Poi gli equilibri si sono rotti per una doppia espulsione combinata a Puglise e San Severino e così la San Cataldese in meno di 10 minuti riesce a segnare le 3 reti. La prima sul rigore all'85 con Varela, poi in pieno recupero con Correnti al 93 e la terza con Durmos al 95. Un risultato pesante che va oltre misura e fortunatamente lascia inalterata la classifica generale. Infatti i punti sulla zona play-out Locri-San Luca sono 10. Domenica si ritorna all'Esteneto per affrontare la Nuova Egea. Nessun problema invece per il capolista Trapani che supera in trasferta la Cireale con un sonoro 0-4, mentre Licate perde di misura sul campo del Portici. Ma vediamo nel dettaglio quali sono stati i risultati di questa giornata. Aciriale Trapani 0-4, Igea Vibonese 2-1, Locri Reale Casalnuovo 3-2, San Cataldese Acregas 3-0, Portici Licata 1-0, Reggio Calabria Castrovillari 3-1, San Luca Sant'Agata 1-0 e Siracusa Gioiese 2-0. Hanno riposato Canicattì e Ragusa. Fa davvero male perdere in questa maniera. Quanto è amareggiato? Ma diciamo che sono tanto amareggiato. Io ero venuto a San Cataldo per assistere a un bel incontro di calcio, visto anche i buoni rapporti che ci sono con la dirigenza locale, ma oggi più che a una partita di calcio ho assistito a uno scempio. L'arbitro, secondo me, noi abbiamo le immagini e manterremo le immagini all'ufficio inchieste perché è un arbitro assolutamente inadeguato, cioè un arbitro che può mettere a rischio anche l'ordine pubblico. Io ho visto delle cose assurde, non si può annullare un gol su autorete, cioè, cose inconcepibili. Non so cosa dirvi, una partita incommentabile e noi manderemo gli atti, tutte le video riprese che abbiamo fatto all'ufficio inchieste e poi ci penserà l'ufficio inchieste, ma questo è un arbitro da fermare assolutamente perché mette a rischio l'ordine pubblico. Presidente, lei parla di ufficio inchiesta, però quindi non di errori, dolo, ma con colpa dell'arbitro. Ma secondo me gli errori sono stati così evidenti che si deve solo parlare di ufficio inchieste. Cioè, secondo me gli errori sono da ufficio inchieste, perché io posso ammettere la buona fede. Noi abbiamo subito anche qualche diciamo, cosa di negativo in alcune partite che sono dovuti alla buona fede, ma secondo me oggi c'è qualcosa di più. Noi non vogliamo diciamo, andare oltre, però faremo fare una valutazione all'ufficio inchieste e poi come di regola l'ufficio inchieste si determinerà per come riterrà opportuno. Quindi oltre al gol sull'autorete, Presidente, che effettivamente sembra un po' così, cosa lamentate in particolare? Ma diciamo che secondo noi nei primi minuti c'era un rigore. Poi un arbitro che fischiava solamente a senso unico per spezzare il gioco, non ha fatto effettuare tra due belle squadre. Oggi si doveva assistere a una bella partita, ma un arbitro che secondo me è venuto qua con altre intenzioni. Poi anche le espulsioni di Puglisi, di San Severino. C'è dell'assurdo in questa partita, non voglio commentare altro, però è una partita che si è messo a serio rischio l'ordine pubblico, ecco. È tutta responsabilità del direttore di gara. Mister Marco Coppa, un'altra big del campionato è attesa domani all'Esseneto, arriva la Fenice Reggio Calabria, l'ex Regina, una partita molto importante per entrambe le formazioni in lotta per obiettivi differenti. Che partita dobbiamo aspettarci? Ma innanzitutto credo che sia bello domani affrontare una squadra che per storia credo che sia
la compagine più importante di questo campionato, e quindi credo che sia bello per tutti, e parlo per i tifosi, per la città e anche per noi addetti ai lavori, ricevere la regina. Dopodiché, nel momento in cui è iniziata la partita, dovrà essere una partita come tutte le altre nostre, tentando di non sbagliare assolutamente l'approccio, con l'augurio che qualcuno possa davvero essere rientrato in maniera definitiva e di non farmi brutti scherzi durante i 90 minuti. Che avversario ti aspetti domani al Seneto? È un avversario, ho visto alcune partite della Regina, un avversario di qualità, è un avversario anche con degli elementi che hanno giocato in categoria superiore, è un avversario organizzato, è un avversario che quando va a giocare sempre sentendo la maglia che porta addosso, sapendo che c'è un tanto seguito di tifosi ovunque vanno, per cui domani mi aspetto una partita da parte loro anche di grande agonismo, ma è giusto così, noi però siamo pronti.